È il primo pomeriggio quando nel cielo si materializza lo spettro dell'incubo che l'8 luglio 2015 sconvolse la riviera del Brenta, provocando un morto, 92 feriti e 100 milioni di danni tra Dolo, Mira e Cazzago. Ecco, nelle immagini diffuse da Meteo Bassano Pedemontana, cosa appariva all'orizzonte a Fiesso d'Artico attorno alle 13. Ciò che fortunatamente si è risolto poi solo in un grosso spavento. Il tornado non ha toccato terra e non ci sono stati feriti o danni alle abitazioni. Il sindaco Marco Comunato ha comunque invitato a prestare la massima attenzione ed evitare spostamenti non necessari. Il forte vento ha provocato la caduta di rami di grosse dimensioni. Altrove è andata un po' peggio, come ad Olo. La nostra protezione civile è fuori a liberare strade da alberature come questa che si sono sradicate per il grande vento. Acqua mista a grandine ancora una volta, ma ripeto ancora sotto controllo. Dei corpi illuminanti della pubblica amministrazione sono stati divelti e alcune zone del paese sono sott'acqua su alcuni punti di depressione causa il fogliame che ostruisce le caditoie. Quello degli alberi caduti per il forte vento è un fenomeno che ha colpito anche altri comuni vicini. Particolarmente pericolosa la caduta di un albero in via Roma a Pianiga, che fortunatamente non ha provocato conseguenze. Disagi per allagamenti anche a Sottomarina, dalle cui spiagge, come da quelle di Pellestrina, si è assistito solo al passaggio di una tromba marina in Adriatico. La parte di Sottomarina Vecchia è quella che va puntualmente sott'acqua, ma è stato constatato chiaramente che le condotte delle acque bianche non possono più rispondere a questi, nubifragi che si abbattono sulla nostra località, che sono completamente diversi a quelli degli anni '80.